Siamo con mister Gaetano Marozzin, prima intervista ufficiale in casa, noi ti diamo il benvenuto in questa società, per me è un onore. Grazie. Gaetano, speravamo di esordire nel migliore dei modi, San Diego che comunque si è fatto ben valere nella prima giornata folonica, ha dimostrato molto nella prima fase di gioco, qualcosa però è mancato da parte dei ragazzi, soprattutto anche ha subito il ritmo alto del Monza. Sì, devo dire che un paio di episodi hanno riaperto la partita, anche episodi confusi, un gol che è entrato e sì, non su un'azione, non su un gioco, ma un rimpallo ha riaperto un po' la partita. Devo dire complimenti anche al Monza perché ha giocato con un ritmo importante fino alla fine. È un segnale molto forte, ci dice che l'asticella in A1 è molto alta e bisogna essere pronti, insomma. No? Ecco, sappiamo che comunque dalla tua non hai avuto la possibilità di avere la formazione al completo o l'hai avuta da pochi giorni a questa parte. È un San Rigo comunque che adesso cercherà di andare a Viareggio settimana prossima di giocarsela contro una neopromossa che però sta facendo vedere soprattutto stasera contro Sarzana che se la gioca per anche un posto nelle prime 8. Devo dire che quest'anno il campionato me lo immagino molto livellato, tutti i sabati, ho appena detto ai ragazzi che tutti i sabati ci sarà da fare battaglia fino all'ultimo e quindi c'è da lavorare tanto, c'è da sistemare le cose che non sono andate bene, ce ne sono diverse e molto serenamente bisogna lavorare insomma. E noi ti conosciamo molto bene e sappiamo che saprai trarre il meglio da questi ragazzi. Grazie Gaetano. a te, grazie.